Ciao, buongiorno. Pensiero del giorno, sabato 27 settembre. Dio ci aspetta sempre. C'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 10. Gesù accoglieva con amore i pubblicani e i peccatori ed accettava di essere invitato a pranzo da essi. Invitare a pranzo qualcuno, come pure accettare di essere invitato a pranzo, era un segno di grande amicizia. Con questo gesto Gesù voleva dire che tra lui e queste persone non esisteva alcuna barriera. Ma simile suo comportamento urtava profondamente alcuni suoi contemporanei che si ritenevano veri osservanti della legge perché veniva ad annullare la netta separazione che, secondo i loro principi, Dio era tenuto a mantenere tra i giusti e i peccatori. È stato per questo e per le critiche e le accuse che gli venivano mosse che Gesù narrò 3 parabole, le parabole della misericordia, quella della pecorella smarrita, quella della dramma perduta e quella del figliol prodigo. La seconda, della dramma perduta, si conclude proprio così. C'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Gesù con questa parabola voleva aiutare i suoi avversari a capire il cuore di Dio. Dio tratta con noi come un padre con i suoi figlioli. Un padre ha una pazienza infinita. Egli ama il suo figliolo prima di tutto perché è carne della sua carne. Così Dio ama noi perché siamo creature sue, uscite dal suo cuore. L'amore di Dio va molto al di là delle nostre debolezze e dei nostri peccati. Egli vuole salvare tutti i suoi figli senza distinzione. Anzi, se in lui c'è una preferenza, questa è per i più bisognosi. È il primo a muoversi per andare alla ricerca del figlio che si è allontanato. Questa parola è un invito a capire il cuore di Dio, a credere nel suo amore. Portati come siamo a calcolare e a misurare, a volte crediamo che anche Dio abbia per noi un amore che ad un certo punto potrebbe stancarsi e dire basta. Ora Gesù vuole invece farci capire che la logica di Dio non è come la nostra. Dio ci aspetta sempre. Anzi, gli procuriamo un'immensa gioia tutte le volte, si trattasse anche di un numero infinito di volte che facciamo ritorno a Lui. Sabato 27 settembre. Dio ci aspetta sempre. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita del settembre 1986. Parola di vita settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6.